bisogna andare cauti, però io sono convinto che con le dichiarazioni e il comunicato della Presidenza del Consiglio di stanotte praticamente è irreversibile. Il fondo è partito, è stato varato. Sembra di sì, almeno è stato dato un comunicato per cui sarebbe stato emesso il decreto. Ancora peraltro non l'abbiamo visto, quindi attendiamo un passo avanti, sembra sia stato fatto. Ora bisogna leggerlo naturalmente e anche per eventuali suggerimenti di modifiche in sede parlamentare. I risparmiatori non depongono ancora le armi, soddisfatti sì moderatamente, anche se poi a casa qualcuno ha fatto i salti di gioia, ma ufficialmente si attende per prudenza, per scaramanzia, perché dopo anni di digiuni e di sacrifici fare un'improvvisa scorpacciata di ottimismo potrebbe far persino male. Sa, ci hanno preso in giro abbastanza volte, è una storia piuttosto lunga questa del decreto, vari incontri al Ministero con il sottosegretario Villarosa, poi incontro con Conte, doveva uscire ancora giorni fa il decreto, quindi siamo cauti a questo punto. Cauti anche perché il Consiglio dei Ministri che ha varato il fondo non è stato un simposio paradisiaco di anime pie e di spiriti giocondi, anzi l'atmosfera si è scaldata in un confronto concitato tra i due azionisti di maggioranza del governo, Salvini e Di Maio, ai ferri corti, in un matrimonio politico che, le profezie dicono, resterà in piedi solo fino alle elezioni europee. Ma già oggi Lega e 5 Stelle sono separati in casa, a Palazzo Chigi volano i piatti, si è infranto il Salva Roma e qualcuno temeva che finisse contro qualche muro anche il fondo indennizzo risparmiatori. Le associazioni dissidenti, solo 2, una minoranza assoluta, sostenevano che con la via individuata dal ministro Tria molte aziende sarebbero rimaste escluse dal rimborso diretto. Di Maio, sulla stessa lunghezza d'onda, insisteva sulla necessità di arrivare a rimborsi senza arbitrato. Così nel Consiglio dei Ministri lo schema proposto da Tria è diventato oggetto di correzioni legislative che portano a 200.000 euro il limite del patrimonio mobiliare per accedere ai ristori senza arbitrato. Questo rischiava di costituire l'ennesima pietra su cui l'iter avrebbe potuto inciampare, con la Lega a insistere sull'urgenza di partire e la stragrande maggioranza delle associazioni di risparmiatori che, se non fosse passato il decreto, avrebbero dichiarato guerra al governo. Se non fosse partito questa notte sarei molto disperato. Fortunatamente invece alla fine il governo firma il decreto, i risparmiatori potrebbero festeggiare ma a questo punto preferiscono aspettare. Siamo cauti, pronti a ogni evenienza, sia di compiacimento sia di lotta.